A fine anno il referendum sulla fusione di 3 comuni pordenonesi, Valvasone, Arzene e San Martino al Tagliamento, scadenza preceduta il prossimo mese dalle cosiddette primarie, una consultazione tra gli oltre 5.000 cittadini sul nome del nuovo comune e sulla collocazione del municipio. Tino Zava. Dopo quella tra Rivignano e Teor, in regione è ora alle viste un'altra fusione tra comuni, questa volta a 3. Potrebbe nascere una nuova entità dall'unione tra Valvasone, Arzene e San Martino al Tagliamento, una cittadina, se il progetto andrà in porto, da 5.500 abitanti. Il referendum potrebbe essere indetto entro la fine dell'anno. Non servirà il quorum, ma la maggioranza dei consensi in tutti e 3 i comuni. Esempio, se i sì dovessero vincere solo in 2 paesi, la proposta di fusione verrebbe cassata. Il 23 giugno faremo una sorta di pre-referendum, di primarie, per raccogliere le opinioni, l'orientamento della popolazione dei 3 comuni su quello che è il nome più gradito e su quale sarà il capoluogo, in modo tale proprio di scaldare i cuori e da subito avvicinare la gente a questo grande progetto. La Commissione intercomunale è già al lavoro. La fusione porterebbe a una razionalizzazione dei servizi e assicurerebbe soprattutto quella continuità amministrativa sempre più minacciata dai tagli. Non è solo un fatto economico quantificabile nell'arco di 10 anni intorno a 1.200.000 euro di risparmio, ma è legato soprattutto di riuscire a dare alla cittadinanza una maggior servizi sempre migliori che in questi periodi di crisi naturalmente tendono a diminuire. Gli atti preparatori dovranno essere ratificati dai 3 consigli comunali prima della richiesta ufficiale alla Regione. Indicando il nome scelto per il futuro comune, indicando i limiti di superficie che avrà il nuovo comune, che questi sono dei limiti territoriali, e poi indicando quale sarà il capoluogo del nuovo comune sostanzialmente. Passasse il referendum, si voterà solo nella primavera 2015 per sindaco e consiglio del nuovo e unico comune.